Giovanni Falcone, direttore affari penali, Ministero di Grazia e Giustizia. Devo dire che sono molto soddisfatto che finalmente concetti come quelli dell'indipendenza e dell'autonomia della magistratura non soltanto vengono fatti oggetto di approfondita discussione, ma soprattutto suscitano, come deve essere in qualsiasi paese democratico, l'interesse e l'attenzione di tutti. Se questo interesse e questa attenzione ci fossero stati sempre come ci sono adesso, parecchie cose certamente non belle che sono accadute nel passato non si sarebbero potute verificare. E direi che questo interesse e i casi cui faceva cenno Giancarlo Caselli poc'anzi sono la dimostrazione migliore che la giurisdizione, cioè l'amministrazione della giustizia, è una di quelle attività fondamentali dello Stato che non possono non essere oggetto della politica. Ma proprio per questo motivo e proprio per le continue interferenze fra giurisdizione e politica, ecco che i valori dell'autonomia e dell'indipendenza sono elevati al rango di valori costituzionali. Ma che significa autonomia e indipendenza? Autonomia e indipendenza sono valori per consentire una efficiente amministrazione della giustizia. Ecco allora il terzo valore, non meno importante degli altri due, l'efficienza della magistratura. Efficienza della magistratura senza la quale l'autonomia e l'indipendenza si limitano a mera lasciamo che passi la banda. Autonomia e indipendenza, dicevo, senza efficienza, senza la quale l'autonomia e l'indipendenza sono esclusivamente dei valori, dei pseudovalori, dei privilegi di casta e corporativi, e come tali vengono intesi dall'opinione pubblica. Cosa è accaduto? È accaduto, e questo è il motivo vero, il motivo fondamentale per cui si ricomincia, o meglio si comincia a discutere di questi problemi. È avvenuto che nel frattempo è entrato in vigore un nuovo codice di procedura penale che ha costretto beneficamente, dico io, tutti quanti a interrogarci su certi problemi che ormai venivano dati per scontati. Nuovo codice di procedura penale che stranamente viene attaccato, mi auguro a livello personale, dal segretario dell'Associazione Magistrati, secondo cui le nuove regole del processo aiutano i criminali a farla franca. E allora a questo punto consentitemi che mi soffermi un momento su questi argomenti. Abbiamo dimenticato forse, e lasciamo stare le polemiche interessate, ma abbiamo dimenticato forse che da parte di tutti, fino a pochi anni addietro, vi è stata una sollevazione generale sui poteri attribuiti a certi giudici sceriffo.
Abbiamo dimenticato la polemica sul caso Tortora, abbiamo dimenticato le polemiche sui pentiti, abbiamo dimenticato che un Parlamento quasi unanime e una quasi unanime dottrina, magistratura e avvocatura hanno salutato l'ingresso del nuovo processo penale, del nuovo codice di procedura penale come la panacea di tutti i mali, come quell'evento taumaturgico che avrebbe risolto tutte le disfunzioni della giustizia. Adesso, dopo meno di 2 anni, un nuovo processo penale ispirato a principi totalmente diversi da quelli del codice Rocco, giustamente indicato come codice fascista. Bene, in meno di 2 anni già c'è qualcuno che è in grado di poter affermare con sicurezza, con certezza. Io invidio le persone che hanno queste incrollabili certezze. Bene, questo nuovo processo penale adesso in meno di 2 anni è da buttare via. Ed ecco allora le solite polemiche sulle leggi permissive, sui magistrati lassisti, e dei giorni d'oggi, a seguito dell'omicidio di Grassi, che si continua a discutere di problemi in questi termini. E allora io mi domando se si vuole veramente che la magistratura diventi, oltre che autonoma e indipendente, anche efficiente. I problemi della carenza dei mezzi, della cronica carenza del personale e di magistratura e di personale amministrativo sono ben noti, ma io mi domando, è possibile che tutto dipenda esclusivamente da questo? È possibile che la inefficienza che abbiamo tutti davanti agli occhi dipenda da questo? Oppure non è necessario, per cercare di risolvere al meglio i problemi in un'ottica di civiltà giuridica? È chiaro che se ad ogni piè sospinto si agita davanti agli occhi, falsando le evidenze, lo spauracchio dell'obbligatorietà dell'azione penale e della dipendenza del pubblico ministero e dell'esecutivo, è chiaro che non si farà un passo avanti e si continuerà a parlare lingue diverse. Ho portato con me l'ultimo numero della Giustizia Penale, in cui vi è un interessante articolo, che vi risparmio ovviamente, di un avvocato inglese, del quale però vi leggo la conclusione. Il voler prendere come modello processuale un sistema nato in tutt'altra società, sarebbe il sistema accusatorio, con tutt'altra storia e con una struttura e un'organizzazione pressoché unica, è a dir poco un'avventura colma di pericoli. Come abbiamo visto, il nuovo sistema italiano diverge in tanti punti salienti dal sistema accusatorio inglese ed è probabilmente giusto che sia così. Staremo a vedere con grande interesse dove porterà questa nuova via forense italiana, verso una giustizia più giusta o verso una verità sempre più astratta e formale. Auguri agli italiani nella prima direzione. Ci troviamo in un momento delicatissimo e sono problemi questi che riguardano tutti gli italiani, non riguardano solo gli addetti ai lavori. Un momento delicatissimo in cui siamo in mezzo al guado, perché se una cosa è, a mio avviso, chiarissima adesso, è che abbiamo voluto introdurre dei principi di un sistema diverso
del tipo accusatorio, continuando a volerli applicare con un'ottica propria del regime pregresso, del regime fascista. È chiaro che a queste condizioni il nuovo codice non funzionerà e continuerà a non funzionare. Ma allora, per chiarezza, si dica che si vuol ritornare all'antico, ma se si vuol mantenere il nuovo processo penale, che a mio avviso è un'autentica conquista di civiltà giuridica, e allora bisognerà adottare i provvedimenti conseguenti. Certo, ci sono grossissimi rischi, come ci sono sempre rischi in tutte le fasi di transizione, ma proprio per questo occorre l'attenzione dell'opinione democratica del Paese. Ma se noi continuiamo a guardare sempre in questa direzione, cioè con la vecchia ottica, non risolveremo certamente i problemi. Mi ha colpito nell'intervento di Giancarlo Caselli un qualcosa che probabilmente vi sarà sfuggito. Tutti i casi indicati da Giancarlo Caselli sono tutti casi che riguardano o pubblici ministeri o giudici istruttori. Cioè il rischio grosso, ed è ovvio, di interferenza nell'azione della magistratura è nel momento del compimento delle indagini. Ci vuole molto a capire allora che questa autonomia e indipendenza della magistratura, per garantire una vera efficienza, deve essere tutelata in maniera diversa per quanto riguarda i magistrati che compiono le indagini rispetto ai magistrati che invece dovranno valutare le prove acquisite dai magistrati del pubblico ministero? Ed è forse volere un pubblico ministero dipendente dall'esecutivo quando si accenna a questa evidente diversità di ruoli. E allora io credo che probabilmente si è posto troppo l'accento, soprattutto negli ultimi tempi, ancora una volta sulla capacità taumaturgica delle leggi di risolvere i problemi. C'è senza dubbio bisogno di leggi, c'è senza dubbio bisogno di assicurare l'autonomia e l'indipendenza, ma c'è, a mio avviso, soprattutto bisogno di consentire ai giudici, ai magistrati del pubblico ministero una seria capacità operativa, e questa seria capacità operativa non si forma con le leggi, si forma con le scuole di formazione professionale, si forma con una seria ed efficiente direzione delle indagini, si forma con tutta una serie di interventi che servono a qualificarne e a migliorarne la professionalità. Dico, tutto questo è sul tappeto adesso. Occorre quindi confrontarci sulla autonomia e indipendenza della magistratura, certo, ma soprattutto sui modelli organizzativi che sono i migliori o i più idonei in relazione alle nuove, diverse attribuzioni della magistratura. Non si può continuare a dire che la magistratura è unica e unitaria, quando al suo interno vi sono magistrati che svolgono una funzione che è quella dell'acquisizione degli elementi di prova, che è totalmente diversa da quella dei giudici. Tutto questo non significa richiedere che il pubblico ministero venga staccato dalla magistratura e portato alle dipendenze dell'esecutivo, e non perché, almeno per quanto mi riguarda, abbia
timore o avessi il timore o ve ne fossi convinto di affermarlo, ma perché sono convinto che per quanto riguarda il modello italiano è molto meglio il pubblico ministero autonomo e indipendente, ma proprio per garantirne l'autonomia e l'indipendenza occorre che sia assistito da tutta una serie di modelli organizzativi e di strutture amministrative che sono totalmente diverse da quelle del giudice. Se riusciremo a comprendere questo e soprattutto se si aprirà una discussione feconda su questi che sono problemi concreti, e allora si potrà andare avanti, altrimenti continueremo a seppellire morti e ad ogni funerale continueremo a dire che lo Stato è complice, che la colpa è delle leggi troppo permissive e così via, e non faremo un passo avanti rispetto a quello di adesso. Grazie. Una precisazione. Io non ho detto che evidentemente mi sono espresso molto male, ma non ho inteso dire che l'indipendenza e l'autonomia della magistratura è un privilegio di casta. Ho detto che se l'autonomia e l'indipendenza della magistratura non sono accompagnati dalla efficienza, vengono vissuti dall'opinione pubblica come un privilegio di casta. In questi termini quindi credo che siamo d'accordo con l'onorevole Gallone anche su questo punto. E comunque, scusa Falcone se ti interrompo, il magistrato che non è messo in condizione di fare il proprio lavoro, che non ha mezzi, che non ha strutture, è autonomo e indipendente solo sulla carta, in realtà di fatto poi si integra, serve ad altri. Difatti è questo che volevo dire, e sono anche su questo punto molto contento che finalmente si sta tentando timidamente di uscire da quei dibattiti fumosi cui in Italia purtroppo siamo da tanto tempo abituati, e ci si comincia ad occupare dei problemi concreti. Ci è stato detto tanto autorevolmente dal Presidente del Consiglio, dal Vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, che nessuno ha intenzione, almeno adesso, ma di questo ci dobbiamo occupare adesso, di mettere in forza né l'autonomia né l'indipendenza della magistratura. Quindi se finalmente potessimo ridurre il dibattito da argomenti tanto alati per occuparci invece delle cose concrete, che sono quelle che consentono alla magistratura di acquistare efficienza e con l'efficienza la credibilità, ecco, io credo che faremo una cosa importante per tutto il Paese. Se appunto in questa logica di concretezza ci vogliamo occupare delle cose di cui purtroppo ci dobbiamo occupare giornalmente, e valga per tutto un esempio, è sempre a proposito del pubblico ministero, perché piaccia o non piaccia è quello il punto cruciale in cui si valuta e l'autonomia e l'indipendenza, ma soprattutto l'efficienza. Ecco, quando si afferma solennemente nel nuovo processo penale che il pubblico ministero ha la direzione effettiva delle indagini entro 24 ore dalla commissione di qualsiasi reato, si dice una cosa la cui portata pratica è difficile da cogliere, ma che ha prodotto una vera e propria rivoluzione copernicana e a livello operativo, e la deve produrre soprattutto a livello di mentalità. Non c'è più il magistrato che attendeva dietro la sua scrivania il famoso famigerato rapporto di polizia giudiziaria, ma ci deve essere il magistrato che fin dalle prime battute deve poter intervenire indicando
le linee di strategia investigativa da applicare nel caso concreto. Mi volete dire cosa c'entra tutto questo con l'obbligatorietà dell'azione penale, quando purtroppo spesso siamo in presenza di magistrati che non hanno esperienza adeguata rispetto a quella in possesso della polizia giudiziaria? E allora a questo punto questa direzione delle indagini sarà effettiva o sarà un magistrato ad essere guidato per mano dalla esperienza del poliziotto più navigato ed esperto di lui? È un po' come quello che si verifica nel campo dell'edilizia fra l'ingegnere di primo pelo e che si trova di fronte a un capomastro esperto e con anni e anni di esperienza. E tutto questo, se può andare bene o non troppo male per le vicende di poco conto, è invece un problema gravissimo quando si ha a che fare con vicende criminali di straordinaria complessità e per cui sono necessarie conoscenze tecniche molto specializzate e soprattutto una visione complessiva del fenomeno e un lavoro di equipe inevitabile. Vicende di questa dimensione, di questa gravità non sono dominabili né da uno né da pochi magistrati. Questo è il vero problema e su questi problemi ci dobbiamo confrontare per scegliere dei moduli organizzativi che siano in grado di dare una risposta concreta alla onda criminale che sale da tutto il paese. Ma noi, e dobbiamo dirlo, noi ancora siamo fermi ad un punto in cui si discute non se è migliore questa strategia di intervento o quella strategia di intervento, si discute ancora se è opportuna o meno una strategia di intervento unitaria. Ma se continuiamo così ancora fra 10 anni staremo a discutere di questi problemi e la criminalità avrà fatto ulteriori passi avanti. Ecco perché vorrei che tutti questi problemi, e tenendo presente la gravità e la complessità degli stessi, e ho finito, venissero valutati, approfonditi, discussi con grande attenzione, con vigile attenzione, ma senza tabù, senza pregiudizi di alcun genere, perché altrimenti, continuando a fare dietrologia e col sistema dei veti incrociati, ci condanneremo sempre all'immobilismo e tutto quello che sta accadendo continuerà ad accadere sempre più aggravato.